Buongiorno e benvenuti presso l'Aula Strassoldo, l'Università degli Studi di Udine, per l'inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche del nostro Ateneo. Prima di procedere all'inizio della cerimonia, intanto saluto ovviamente tutte le autorità presenti e i relatori che sono con me, la direttrice del Dipartimento e il professor Mazzarolli. Abbiamo il piacere di avere collegato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e chiedo se abbiamo il collegamento che non potendo intervenire per questioni legate evidentemente alla sua funzione e nonostante ci tenesse molto, ci teneva a portare un suo contributo in questo particolare momento. Ministro, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Ministro, grazie a lei per essere intervenuto, anche se a distanza e visti tutti gli impegni che ha. Io le concederei la parola, stiamo iniziando, quindi aprirà solennemente lei questa nostra cerimonia con il suo intervento. Prego. Grazie dell'invito. Sono particolarmente onorato ed emozionato di esserci, anche se purtroppo a distanza. Avrete letto in questi giorni che siamo in piena riforma della giustizia, io sto per partire per Roma, avremo varie riunioni che culmineranno nel Consiglio dei Ministri prossimo. Quindi avrei tanto voluto esserci, ma proprio sarebbe stato impossibile per via delle comunicazioni. Grazie ancora comunque. Il ricordo di Paladin, io vorrei parlare, è orribile parlare di se stessi, però la cosa mi riguarda perché io ho avuto l'onore di essere a Padova allievo del professor La Pergola di diritto costituzionale, e poi il professor La Pergola è stato sostituito proprio dal professor Paladin. Quando è arrivato Paladin io ero già da un pezzo laureato, stavo anzi iniziando la carriera della magistratura, però ovviamente l'ho conosciuto, e la singolarità è che quando il professor Paladin è stato nominato Presidente della Corte Costituzionale e poi è cessato dalla carica, è stato sostituito proprio da quel professor La Pergola che lui aveva sostituito nella prestigiosissima cattedra di Padova. Quindi è un po' un circolo che mi ricorda i tempi andati e che, ripeto, mi riempie di orgoglio e di emozione. La figura del professor Paladin è stata descritta e sarà descritta, tra l'altro, molto meglio di quanto potrei fare io nella riunione di oggi. La sua integrità morale, la sua preparazione giuridica, la sua versatilità e la sua capacità di coniugare la ragion pura con la ragion pratica, cioè la ragione pura del diritto e della teoria con la pratica non solo della giurisprudenza costituzionale, ma con l'insegnamento nell'università, e soprattutto come ministro e anche come autore e padre di varie norme che riguardano anche la vostra stupenda regione. Una delle commemorazioni che a suo tempo fu fatta, tra le più significative, è stata quella del mio amico Mario Bertolissi, non so se sia presente oggi con voi, anche lui cattedratico a Padova, che si sente? Spero sì. Sì, benissimo. Che a suo tempo ne ha fatto un formidabile elogio e ha citato un paio di righe che vorrei leggervi dei suoi allievi, che dicevano: lei, professor Paladin, ci ha mostrato che si possono trattare con la stessa serietà gli alti incarichi istituzionali, le lezioni in facoltà, il ricevimento di uno studente e la preparazione di una tesi di laurea. Ci ha stupito l'umanità con cui incontrava ciascuno di noi
senza ostentare mai una superiorità di conoscenze, di carriera e di prestigio. Ecco, io credo che le doti di un grande cattedratico, ma anche di un giurista, e vorrei dire di un magistrato, io sono stato magistrato per oltre 40 anni, siano quelle appunto di saper coniugare la teoria anche con la pratica del buonsenso, con il buonsenso e con l'umiltà, perché queste ultime due doti sono quelle che, soprattutto per un magistrato, mitigano il potere colossale che gli viene conferito di limitare la libertà altrui e di comprometterne l'onore, la carica, il prestigio e altri. A questo proposito vorrei ricordare un'altra dei più importanti argomenti che Paladin ha trattato a suo tempo, ancora per i 30 anni della Costituzione italiana, della Corte Costituzionale, quindi nella fine lontana degli anni '80. È una questione che è ancora in gioco e di tanto in tanto si ripropone e riguarda i rapporti tra la Corte Costituzionale e il legislatore. Stavo appunto rievocando questa situazione che di tanto in tanto si ripropone, cioè dell'intervento della Corte Costituzionale nella parte in cui una legge non dispone o non prevede una determinata situazione. Questo ha dei riflessi straordinari, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di spesa, perché se per esempio una decisione della Corte, come accade tanti anni fa, disponesse l'incostituzionalità, per esempio, di un trattamento pensionistico nella parte in cui non prevede l'allargamento a determinate categorie, ecco che avremmo un aumento, un aggravio di spesa di bilancio, magari senza copertura, sulla base di un semplice intervento giurisprudenziale, sia pure ad altissimo livello. Ecco, questa fu una delle situazioni nelle quali, ripeto, il professor Paladin intervenne con grande efficacia e a quel tempo fu risolta. Oggi di tanto in tanto si ripropone. Ancora più pregnante però è il rapporto tra giurisprudenza costituzionale, l'intervento della Corte e la politica. A suo tempo, proprio in un saggio di vari anni fa, il professore citò gli ammonimenti di Calamandrei nella Commissione dei 75, vi leggo: quanto alle esigenze di attenuare il carattere politico del controllo di legittimità costituzionale, che potrebbe, diceva Calamandrei, trasformare anche la democrazia italiana in un governo di giudici. Ed è probabilmente per quest'ordine di ragioni che negli ultimi tempi, scriveva sempre Paladin, ma questo negli anni '80, l'attività della Corte sembra essersi ispirata a un certo self-restraint, comparabile appunto a quello perseguito dalla Corte Suprema successivamente alla crisi degli anni '30, la Corte Suprema americana. È così da far pensare a qualcuno, concludeva Paladin, a una eccessiva prudenza da parte della Corte. Sappiamo che poi le cose sono cambiate, stanno cambiando e cambiano continuamente. È chiaro che in presenza di una Costituzione rigida come la nostra, l'intervento della Corte Costituzionale può e deve oscillare tra quella che può essere considerata la prudenza e quella che può essere considerata l'accelerazione. Ma senza poter entrare, qui anche per ragioni di tempo, nel merito della questione, ecco, sottolineo che questo è un argomento che al professor Paladin stava molto a cuore ed è ancora più di quello che ho citato prima sui capitoli di spesa e sugli interventi della parte in cui una legge non prevede una determinata situazione. Ecco, questa secondo me è quella ancora più importante. Oggi noi sappiamo che la giurisprudenza della Corte Costituzionale è intervenuta molte volte anche per richiamare all'attenzione del legislatore la necessità di risolvere alcune questioni che non sono ancora state risolte. Pensiamo una per tutte a quella che forse è la più lacerante e la più importante,
a quella del fine vita e effettivamente l'attività del Parlamento in questo senso è lenta, no? Non rallentata, è lenta rispetto invece all'attività della Corte Costituzionale che in questo senso sembra essere più realistica, sembra camminare in modo più veloce e anche, se vogliamo, in modo più pragmatico. Ecco, l'auspicio che io formulo concludendo questo breve intervento, sempre in onore di questo grandissimo giurista, è che oggi la vostra discussione sia particolarmente fruttuosa proprio su questi argomenti che a lui stavano molto a cuore. Spero poi che alla fine queste conclusioni saranno portate anche alla nostra attenzione, alla mia particolare, non solo come devoto allievo del professor Paradin e del professor La Pergola che l'aveva preceduto, ma anche nella carica che sto indegnamente ricoprendo saranno tutti suggerimenti di grandissima attualità e di grandissima ispirazione. Mi scuso ancora, anche se non è certo colpa mia, dei difetti tecnologici della comunicazione, mi scuso anche di non essere stato in presenza, ma ripeto, sono in partenza. Vi ringrazio per l'invito e vi auguro buon lavoro. Grazie signor Ministro per esserci stato comunque a distanza. Ci saranno senz'altro altre occasioni anche per avere più spazio per la discussione che è stata anche da lei iniziata. Buon viaggio e buon lavoro e alla prossima ovviamente. Grazie ancora. Possiamo adesso iniziare la seconda parte di questa cerimonia. Saluto ancora attualmente tutti voi, le autorità, i colleghi che sono presenti. Io volevo solo brevemente, perché poi lascerò la parola dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola la professoressa D'Orlando che darà una traccia di qual è insomma le prospettive, la storia delle prospettive del Dipartimento, e il professor Mazzaroli, a cui spetta adesso il compito anche di ribadire e rinforzare quanto è già stato anticipato dal Ministro sulla figura della persona del giurista costituzionalista a cui andremo a intitolare la sede. Io volevo solo dire che brevemente, al di là della soddisfazione e l'emozione per essere giunto a questo punto, a questa cerimonia, credo che valga la pena come rettore, insomma, mi piace ricordare che lo sviluppo dell'edilizia, no? Con l'idea di creare un contesto favorevole per lo studio e il lavoro, insomma, è una priorità da sempre dell'Università di Udine da quando è nata, e non è un caso che poi uno degli obiettivi strategici, 8 obiettivi strategici che abbiamo nel nostro piano strategico recente, il 2022-25, quello che è in corso, sia proprio lo sviluppo e l'efficientamento dell'edilizia universitaria, considerando quindi non tanto solo la costruzione di nuove sedi, ma anche un'attenzione molto forte alla loro funzionalità. Quindi l'idea è sempre quella di creare spazi che siano fatti per la ricerca, per le attività formative, per lo studio e per la condivisione. Un obiettivo ovviamente questo, anche l'ultimo, a cui è associato anche un consistente finanziamento. Se si pensa che l'Ateneo ha messo in questo ultimo piano strategico circa 16 milioni. Poi ha potuto sta usufruendo di finanziamenti da bandi ministeriali, questo è molto importante, e per un importo di lavori che è quasi di 40 milioni, abbiamo presentato 6 domande, di cui 5 sono già state approvate, una poi vi dirò riguarda anche il Dipartimento di Scienze Giuridiche, un ulteriore allargamento, ed una è in attesa. Devo poi ricordare doverosamente che proprio dall'inizio, ma continua tuttora con convinta grande disponibilità, il supporto, il sostegno e il finanziamento della nostra regione autonoma Friuli Venezia Giulia, qui rappresentata oggi dall'assessore Rosolin, che non solo naturalmente rappresenta la giunta regionale e il presidente,
ma è il nostro assessore di riferimento, insomma stiamo lavorando in maniera molto, oltre ad altri finanziatori che sono qui, o meglio sostenitori, perché finanziatori sembra sostanzialmente che si faccia una richiesta e questi finanziano, c'è sempre una progettualità e il progetto mira allo sviluppo. Qual è il nostro progetto? Il nostro progetto in realtà non è di comprare case, costruire case, sì certo, io sono un veneto trasferito in Friuli, quindi il mal del mattone magari ce l'ho come molti, però l'idea è quella di creare sostanzialmente una sempre maggiore operatività e caratterizzazione dei poli universitari che sono presenti in città. Ecco, se si considera Udine, adesso abbiamo il polo scientifico-tecnologico, dove ci stanno le aree tecnologiche e quindi insomma guarda in un'area periferica che però ha spazio per le attività laboratoriali, addirittura anche per i laboratori congiunti con l'impresa, l'Uniud Lab Village, e c'è lì naturalmente anche uno spazio per la residenzialità studentesca che è sostenuta integralmente dalla Regione e dall'Ardis. C'è il polo medico dove sta sorgendo la nuova sede di medicina e dove però c'è un progetto già ambizioso con la Regione per ciò che rimarrà, sempre in funzione di questi obiettivi che abbiamo detto. C'è il polo umanistico che ha colonizzato i palazzi storici del centro trasformandoli in residenze, palazzi della conoscenza, certo tolto il rettorato che è di rappresentanza, ma il rettore comunque fa anche lui un po' di lavoro con le commissioni eccetera, e il Palazzo Florio che è destinato all'amministrazione e all'amministrazione generale, ma ci sono Palazzo Caselli, Palazzo Antonini, tanto per citarne due. C'è il polo economico giuridico, quello dove siete, questa è l'aula Strassoldo, peraltro intitolata a un ex rettore, sopra ci sono i pannelli fotovoltaici del nostro ultimo impianto di efficientamento energetico e in quest'area sorge sostanzialmente la nuova sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Ecco, l'idea è che ogni polo sia ben caratterizzato, autonomo, funzionale e operativo, senza però dimenticare che tutto questo è collegato intimamente e strettamente a quello che è il sistema di servizi che l'Ateneo ha messo in piedi nel tempo. L'edificio, poi giusto per dare qualche dato di dettaglio, è stato acquisito dall'Ateneo nel 2007. I tempi, ma in realtà è rimasto lì silente un po', era l'ex sede del collegio femminile, la parte femminile del collegio Renati, con il quale peraltro abbiamo una convenzione molto importante. E però negli ultimi anni, direi dal 2020, grazie a una spinta molto forte da parte dell'Ateneo, la possibilità dei finanziamenti, la visione che vi dicevo, e coinvolgendo studi, professionisti, aziende del territorio, siamo arrivati finalmente a questa sede. Questa sede, il costo va bene, giusto per dirlo, ma insomma le cifre magari contano relativamente, ma equivale a 5.600.000 euro come investimento. Ha però spazi destinati alla didattica, un auditorium della capienza di circa 60 posti, 2 aule da 30 e 60 posti al piano terra, al piano primo ce n'è una da 70, ci sono 33 uffici è venuto 33, non è che l'abbiamo scelto, sembra un numero, per docenti e ricercatori, e gli spazi naturalmente per la parte fondamentale, una delle parti fondamentali della vita accademica, che è il personale tecnico e amministrativo. Con l'ultimo finanziamento, uno degli ultimi cofinanziamenti del MIUR, è ormai esecutivo il progetto per 2 aule da 150 posti che sorgeranno di fianco a questa sede. Ecco, questo è un po' quello che vorremmo. Quindi da parte mia, al di là del piacere di arrivare a tagliare il nastro, un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno lavorato, hanno fatto in modo che si arrivasse a questo punto. Ecco perché secondo me non ha solo un valore simbolico il taglio del nastro, e vogliamo anche arricchirlo con questo evento, e grazie per la vostra presenza ancora. Però credo che confermi ancora una volta nei fatti la volontà di crescita dell'Ateneo, e testimonia anche come esso rappresenti un vero
e proprio propulsione di rigenerazione urbana, guardo l'assessore del Comune. Quindi io adesso vi ringrazio per l'attenzione fino adesso e chiederei proprio un intervento di saluto da parte dell'assessore al Comune Federico Pirone. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti, un grazie particolare al Rettore professor Roberto Pinton, alla professoressa D'Orlando, al professor Mazzarolli, un saluto a tutte le autorità, a tutti coloro che sono qua intervenuti a questa cerimonia. Diceva bene adesso il magnifico Rettore, la città, il nostro territorio hanno solo che da ringraziare il popolo friulano che volle questo Ateneo, lo volle con una fortissima mobilitazione popolare. Questo è un Ateneo che più di altri, perché ce l'ha nello statuto, contribuisce allo sviluppo economico, sociale e culturale di un intero territorio. E in effetti da quando è nato la nostra città e il nostro territorio sono cambiati in termini anche di rigenerazione urbana, e questo non è che l'ultimo degli interventi che rendono la nostra città un luogo migliore per poter studiare e il nostro territorio un ruolo diverso in cui poter crescere. Siamo in un'inaugurazione particolare anche perché possiamo dire che gli Atenei in qualche modo si completano grazie anche alle facoltà di giurisprudenza, e noi siamo rimasti l'unico dipartimento di scienze giuridiche in regione con una scelta proprio del nostro Ateneo. E la nostra città si conferma, credo, un capoluogo della giustizia, anche a seguito della soppressione del Tribunale di Tolmezzo. Siamo di fatto l'unico riferimento a livello provinciale, rafforzando un ruolo, di carattere giuridico. Siamo sede di ordini professionali, siamo sede delle magistrature, dell'avvocatura, del notariato. C'è una sinergia significativa tra l'amministrazione comunale, il comparto giustizia e l'università. Anche adesso in termini di trasformazione edilizia siamo impegnati nella nuova procura, c'è un intervento di trasformazione straordinaria del nostro carcere, quindi possiamo dire che le istituzioni sono al fianco l'una con l'altra per rafforzare questo ruolo e questa posizione di servizio per un intero territorio. Credo che sia giusto ricordare anche in questa cerimonia la nostra tradizione, la tradizione di studi giuridici friulani. È una tradizione che è stata incentrata sulla concretezza e che è stata una tradizione significativa, nonostante qui non ci fosse un Ateneo. Si sono distinte sul piano nazionale una serie di figure, cito una su tutte, Francesco Carnelutti, ma cito anche Tiziano Tessitori, che è stato ministro del nostro paese, padre della nostra specialità. Ecco, credo che sia giusto ricordarli anche in questo ambito, e ovviamente non può che essere appropriata l'intitolazione di questa sede ad un grande costituzionalista del nostro paese come Livio Paladin. Avere un dipartimento come questo significa per noi enti locali poter contare su un alleato prezioso da un punto di vista tecnico-amministrativo, in un momento in cui anche nel nostro territorio stanno cambiando diversi scenari.
La nostra specialità ha delle profonde radici storico-linguistiche, ma è chiaro che va studiata, va coccolata, va difesa e va probabilmente anche riaggiornata, a maggior ragione in una regione in cui non ci sono più le province e in cui il rapporto tra enti locali non è sempre un rapporto semplice, è un rapporto a volte difficoltoso, questo che riguarda i piccoli e i grandi comuni. Siamo in una fase in cui c'è bisogno di una unità all'interno del nostro territorio e di poter contare su le competenze che dal punto di vista giuridico anche questo ateneo esprime. Ma siamo dentro anche l'Europa e approviamo la scelta che questo ateneo ha fatto di poter dotarsi di un corso di laurea magistrale proprio dedicato agli studi europei. È una scelta lungimirante, è una scelta che si sposa con una vocazione storico e geografica che questa città e questo territorio hanno sempre avuto come cerniera, come ponte verso l'Europa. Grazie davvero, grazie alla nostra università, viva la nostra università, viva il nostro Friuli. Grazie Assessore Pirone. Adesso io chiamerei a portare il suo saluto da Alessia Rosolén, che è Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione e Ricerca, Università e Famiglia, non a caso sono assieme. Grazie, magnifico Rettore e Direttrice, grazie. Oggi siamo qui, buongiorno a tutti ovviamente, siamo qui a inaugurare una sede ed è comunque la festa del completamento di un percorso e la festa del completamento, del raggiungimento dell'obiettivo di una scelta che è stata fatta e che tra le sue ragioni sicuramente trova la decisione di voler investire su questo Dipartimento, su coloro che all'interno di questo Dipartimento insegnano, lavorano, trasmettono conoscenza e sui giovani che in questo Dipartimento sono cresciuti e su quelli che cresceranno. Trovo straordinario il fatto soprattutto di aver accompagnato quella che poteva essere una semplice inaugurazione con ovviamente l'intitolazione al professor Paladin, ma con interventi nei quali le ragioni stesse dell'esistenza di questo Dipartimento e dell'esistenza di questo percorso di approfondimento ha bisogno di trovare concretezza. Il professor Paladin era sicuramente un professore di diritto costituzionale, è sicuramente uno dei padri della nostra autonomia, quell'esercizio quotidiano che anche il legislatore, anche la politica fa dal lontano 1963 e di cui ogni tanto si perde traccia, se non fosse per quella che è l'obiettivo finale che ci siamo dati, ma che ogni giorno ha bisogno di essere approfondita. Ha bisogno di essere approfondita ancor di più in un periodo come questo, in un periodo in cui a fianco e accanto alla riforma della giustizia di cui ha parlato il Ministro Nordio, ci troviamo a dibattere del disegno sull'autonomia, del disegno di legge Calderoli, ci troviamo a dibattere di federalismo, ci troviamo a dibattere di premierato e di presidenzialismo, ci troviamo a misurare la capacità della nostra autonomia di andare a definire quello che è il percorso per ritrovare quell'ente intermedio tra comuni e regioni che sono le province. Dicevo, l'autonomia è l'esercizio quotidiano che facciamo, lo facciamo con la difficoltà di vedere l'obiettivo, ma venendo qua pensavo anche a un'altra cosa. Una delle parole sulle quali tutti quanti ci misuriamo, oltre autonomia per quanto riguarda il legislatore, è la parola innovazione. Io credo che nessun ambito e nessun modo di guardare il futuro
di indagare il futuro, abbia la forza di chi immagina di poter intervenire attraverso le norme che definiranno sicuramente tutti quelli che sono i doveri, ma vanno a definire quelli che sono i diritti di una società che sta radicalmente e profondamente cambiando. Lo vedo io che nella mia quotidianità ho a che fare, e ovviamente non citerò tutti i nomi, con docenti dell'Università di Udine che si occupano di diritto del lavoro. Diritto del lavoro, qualsiasi intervento in ambito di diritto, significa fotografare davvero e indagare come la società si modifica. Lo vedo io nella mia quotidianità quando, a proposito di Livio Paladin, del suo ruolo all'interno della Commissione paritetica, mi interfaccio con l'attuale Presidente della Commissione paritetica, se voi sapete chi è, rispetto a tutte quelle materie, ma in particolare ovviamente il tema dell'istruzione non universitaria, su cui andare davvero a esercitare autonomia, che per quanto mi riguarda non è l'ambito all'interno del quale le risorse della Regione possono essere indirizzate per migliorare i livelli essenziali di prestazione, ma è l'ambito nel quale è importante agire per dimostrare che la competizione va sempre fatta al rialzo, che i fondi devono essere utilizzati per ottenere dei risultati maggiori e che il livello che questa Regione vuole esprimere è sicuramente quello sul quale già dal 1963, ma anche prima, chi ha immaginato il nostro statuto speciale non solo in virtù delle nostre lingue, non solo in virtù della nostra storia, ma di quella posizione europea di cui ora ci parlerà la direttrice, voleva per questo territorio. Questo territorio è speciale. Questa Regione può esercitare davvero la sua specialità solo in un contesto più ampio, che supera sicuramente i suoi confini e si inserisce appunto all'interno di tutti gli ambiti europei. Per cui sono felice, Rettore, inauguriamo una sede, il contenuto so che l'Università di Udine ce l'ha. Buona giornata. Grazie all'assessore, le sue parole, oltre che per i fatti ovviamente. Bene, adesso io passo la parola alla collega, la direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, professoressa D'Orlando. Buongiorno a tutti e vi ringrazio sentitamente per essere qui con noi oggi, in un momento che per noi è particolarmente importante, come già stato sottolineato. 2 brevi parole sul Dipartimento di Scienze Giuridiche che ho l'onore di dirigere fino al settembre di quest'anno. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche è stato istituito nel 1995, quindi in tempi non molto lontani, però è un Dipartimento che si radica in un percorso ben più lungo di storia, di uomini. Come è stato poc'anzi ricordato, infatti, tracce di una tradizione giuridica scolastica friulana risalgono addirittura ai patriarchi di Aquileia, si ritrovano nel diploma di fondazione dello Studium Generale di Cividale, Tamen artibus quam in utroque iure, si ritrovano nella volontà del Comune di Udine, siamo nel 1400, di istituire uno studium generale in città in cui fossero attivi anche gli studi giuridici. E pur in assenza, fino a tempi relativamente recenti, di una università friulana, questa vocazione giuridica, direi, delle genti friulane si è mantenuta e si è consolidata nel corso del tempo. Nel corso del tempo poi è stata impersonata da figure in parte già ricordate, anch'io ne aggiungo qualcuna: Tiberio Deciani, Francesco Mantica, Pietro Ellero, Vincenzo Manzini, Francesco Carnelutti, Alberto Asquini, Carlo Guido Mor, Giuseppe Bettiol e molti altri. È proprio la consapevolezza di questa vicenda plurisecolare di pensiero e di impegno civico
che ha accomunato queste figure illustri, fa comprendere perché proprio il tessuto sociale di questo territorio, il Comitato per l'Università Friulana, gli enti locali, gli ordini professionali, il Comitato Italo-Austriaco del Notariato, abbia fortemente voluto e sostenuto anche finanziariamente la nascita della nostra facoltà di giurisprudenza. Come risposta alle concrete esigenze degli studenti friulani, che numerosi erano costretti a iscriversi presso altre università, me compresa, ma soprattutto per dare la possibilità di creare uno strumento di formazione per una classe dirigente locale. Facoltà di giurisprudenza, meglio corso di laurea in giurisprudenza, che a tutt'oggi costituisce l'asse portante dell'offerta formativa del nostro Dipartimento. E allora, fedele a questo retaggio, il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha introiettato, direi in modo molto forte, quella che sappiamo essere la missione genetica che riassume un po' la vocazione della nostra università, nata per volontà popolare, con gli obiettivi di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli. Quindi una missione che è per l'appunto al tempo stesso universale, ma anche intimamente legata al proprio territorio e alla propria comunità di riferimento. Ed è per questo che nel nostro Dipartimento, sul piano della didattica, sul piano della ricerca, sul piano della terza missione, un'attenzione specifica è sempre stata data e sarà sempre data all'interazione con i soggetti istituzionali, con le pubbliche amministrazioni, con le categorie economiche e professionali, con gli enti del terzo settore e con tutti i vari portatori di interesse attivi in Regione, proprio per la volontà di promuovere una visione di sviluppo condiviso. È nostra ferma convinzione, infatti, che la fortuna di operare in una realtà regionale di dimensioni medio-piccole consenta una proficua sinergia tra gli attori dell'alta formazione e la comunità di riferimento, e in particolare proprio le istituzioni territoriali che ci hanno portato il loro saluto. Come loro sanno, infatti, i diversi colleghi del nostro Dipartimento hanno sperimentato la possibilità non solo di partecipare alla fase di attuazione delle politiche pubbliche, siano esse regionali o locali, ma hanno avuto anche la possibilità di partecipare a monte alla fase della loro elaborazione, come ricordava l'assessore Rosolin poco fa, con importanti ricadute sul piano della ricerca, ma non solo. Per questa ragione è importante che istituzioni di alta cultura, istituzioni territoriali e mondo produttivo, certo ciascuno con i propri obiettivi, i propri interessi, le proprie priorità, si pongano in una posizione di apertura e di dialogo reciproco per creare un vero e proprio sistema territoriale della conoscenza che in questa regione può portare all'elaborazione di progetti condivisi attraverso i quali la comunità regionale esprime la propria volontà di partecipare alla competizione globale. Il nostro Dipartimento, nel suo piccolo, grazie anche all'opera di chi mi ha preceduto nella direzione, lo ha sempre fatto e spero che continuerà a farlo. Venendo adesso alla collocazione del Dipartimento all'interno dell'Ateneo, l'importanza del presidio giuridico è testimoniata innanzitutto dalla sensibilità e dalla lungimiranza manifestate nel momento della nascita del nostro Dipartimento dall'allora rettore, il professor Marzio Strassoldo, che mi fa particolarmente piacere ricordare perché oggi siamo ospiti di questa bellissima aula magna che abbiamo fortemente voluto intitolare alla sua memoria. Il professor Strassoldo, lo so per esperienza diretta, non perdeva occasione per sottolineare l'importanza degli studi giuridici e per sottolineare anche come fosse stato del tutto naturale, nel momento in cui si dava attuazione allo Statuto dell'Ateneo che ne prevedeva l'organizzazione in dipartimenti, creare una struttura in cui tutti i giuristi, che allora erano sparsi tra le più varie facoltà, da agraria a lettere, a economia, dicevo in cui un'unica struttura in cui tutti i giuristi potessero ritrovarsi come unico punto di raccordo e di riunione per
organizzare la loro attività di ricerca. E la stessa sensibilità e la stessa lungimiranza sono state poi quelle dimostrate dal magnifico rettore Alberto Felice De Toni, che scelse di mantenere l'autonomia strutturale e funzionale del nostro Dipartimento in una fase di riordino interno dell'Ateneo piuttosto radicale, con il risultato che è già stato ricordato, cioè quello per cui oggi il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche è l'unica struttura interamente dedicata alle scienze giuridiche all'interno della nostra Regione. Al nostro Dipartimento infatti afferiscono tutti i professori e ricercatori dell'area giuridica presenti in Ateneo, coprendo pressoché tutti i settori scientifico-disciplinari dell'area. Vi afferiscono anche professori dell'area delle scienze politico-sociali, affini e complementari alle scienze giuridiche, consentendo così l'arricchimento della nostra offerta formativa e un'interazione proficua tra i nostri filoni di ricerca. Mi permetto di sottolineare che questa scelta dell'Ateneo si è anche, e vorrei dire soprattutto, fondata anche sulla determinazione manifestata dai miei colleghi e dall'impegno costante dei docenti afferenti del Dipartimento, che hanno voluto mantenere la propria autonomia, rendendo il Dipartimento una realtà unica all'interno del panorama regionale, ma non solo. Perché occorre rimarcare che il Dipartimento di Scienze Giuridiche, anche all'interno dell'Ateneo, in quanto unico e autonomo, rappresenta un valore aggiunto. Il Dipartimento svolge infatti un'azione di servizio, supporto e sinergia rispetto ai corsi di studio di tutti gli altri dipartimenti e in questa prospettiva si può affermare che sia un punto di riferimento per l'intera comunità accademica. Venendo ai tempi più recenti, un ringraziamento sentito va fatto naturalmente al magnifico rettore Roberto Pinton per avere voluto perseguire un disegno che era sì risalente nel tempo, ma come ci ha spiegato si è progressivamente rivelato di sempre più difficile attuazione, cioè la realizzazione di una nuova sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche che, come probabilmente sapete, sino a poco tempo fa era ospitato al piano terra e al primo piano di un condominio ad uso prevalentemente residenziale. Questo risultato sicuramente è appagante e conferma l'attenzione dell'Ateneo alle esigenze logistiche del Dipartimento e dell'area giuridica nel suo complesso. Un solo cenno, perché poi ne parlerà il professor Mazzarolli, all'intitolazione della nuova sede al professor Livio Paladin. È una scelta che, mi piace sottolineare, è stata votata all'unanimità da parte del nostro Consiglio di Dipartimento per rendere omaggio ad una figura di giurista e di uomo del Friuli Venezia Giulia che si è distinto non solo per i suoi studi, frutto di rigoroso impegno scientifico e di grande acume intellettuale, ma anche per l'opera prestata al servizio delle istituzioni, 2 volte ministro, giudice e poi presidente della Corte Costituzionale. Tutti ruoli interpretati in modo esemplarmente discreto, equilibrato e competente. Nonostante la sua vita professionale poi lo abbia portato fuori dalla nostra regione, egli ha sempre mantenuto un legame con la sua terra d'origine, tra l'altro, come sentiremo, contribuendo alla redazione del nostro statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coltivando assiduamente anche gli studi di diritto regionale, anche con particolare riferimento alle autonomie speciali. Io ho avuto la fortuna di laurearmi con lui e poi di concordare con lui il tema di ricerca del mio percorso di dottorato. Poi purtroppo è mancato e per me è davvero un piacere, ma se posso aggiungere anche un'emozione, la circostanza che la sua figura sia oggi tratteggiata da un suo allievo, con il quale ho percepito che il professor Paladin avesse un'empatia molto particolare, il professor Mazzarolli, che infatti ringrazio per questa sua disponibilità. D'altro canto, la nuova collocazione del Dipartimento ci consente di organizzare in modo più adeguato alle esigenze degli utenti la nostra offerta formativa, che nel corso del tempo si è potenziata,
Ricordo infatti che il nostro Dipartimento offre, accanto all'asse portante che è la laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza, anche la laurea triennale in diritto per le imprese e le istituzioni, 2 lauree magistrali, diritto per l'innovazione di imprese pubbliche e amministrazioni e il corso di cittadinanza, istituzioni e politiche europee. Quest'ultimo corso di laurea rappresenta una conquista importante per il Dipartimento, ma ritengo anche per l'Ateneo, e deriva da una profonda riflessione, tra l'altro condivisa con molti dei presenti, e che è sottesa ad un progetto culturale di ampio respiro. Riflessione ancora una volta partite dalle peculiarità che connotano il contesto in cui operiamo e che sono un punto di forza di cui dobbiamo essere consapevoli. La particolare posizione geografica del Dipartimento e dell'Ateneo nell'ambito di una regione che storicamente è sempre stata considerata un ponte verso l'Europa, la naturale vocazione culturale mitteleuropea della comunità regionale e il pluralismo che da sempre la caratterizza. Per queste ragioni negli ultimi anni il nostro Dipartimento ha accordato particolare rilevanza agli strumenti e alle iniziative di internazionalizzazione a beneficio sia di docenti che di studenti, ha modulato la propria offerta formativa e ha orientato l'attività di ricerca prestando sempre maggiore attenzione alla dimensione europea e alla collaborazione transfrontaliera, come attesta il nostro piano strategico. L'obiettivo è contribuire alla formazione di una coscienza civica, informata, dialettica, costruttiva sul processo di integrazione, a partire soprattutto dai giovani. L'esistenza di un'identità europea composita e plurale, l'europeizzazione dell'alta formazione e del mercato del lavoro sono oggi temi cruciali per comprendere appieno il significato degli studi universitari, che non sono solo un percorso di alta formazione professionale, ma sono anche un veicolo per entrare all'interno di un sistema a rete di istruzione superiore che ormai è esteso a tutta Europa. In un momento particolarmente complesso qual è quello in cui stiamo attualmente vivendo, la formazione giuridica deve essere orientata ad essere un collante che consente di comprendere e di dialogare, individuando e valorizzando ciò che unisce e non ciò che divide. In prospettiva, l'auspicio è che la sensibilità nei confronti dell'area giuridica continui ad essere coltivata dall'Ateneo, naturalmente, ecco adesso è arrivato il Rettore, naturalmente in termini anche di investimenti nel personale docente e nel personale amministrativo, fondamentale supporto per le nostre attività. E l'auspicio è che l'apporto dei giuristi venga sempre più valorizzato, innanzitutto perché i giuristi sono portatori di scienze e conoscenze che trasversalmente si inseriscono in qualunque tipo di progetto, di didattica e di ricerca che voglia essere realmente innovativo. E inoltre perché non va dimenticato che l'offerta formativa del nostro Dipartimento complessivamente è orientata non solo e non tanto, direi, alla trasmissione di un sapere tecnico, ma soprattutto alla trasmissione di un'idea alta di diritto, come dimensione costitutiva dell'uomo e dei suoi valori e come strumento per la promozione della persona e in definitiva per la crescita civile della società. Grazie ancora a tutti voi di essere qui con noi e di condividere questo momento. Grazie alla professoressa D'Orlando e colgo l'occasione anche per ringraziare lei e il Dipartimento perché in effetti per quanto riguarda proposte, dinamismo, attività di orientamento oltre che contenuti professionali credo che ce n'è da essere fieri. È uno degli 8 dipartimenti del nostro Ateneo. Bene, passerei la parola al professor Ludovico Mazzarolli che invece tratteggerà la figura del professor Livio Paladini, definito architetto dello Statuto della sua regione. Prego. Grazie, magnifico. Grazie. Autorità, magnifico Rettore, colleghi, personale tecnico dell'Ateneo, studenti, signore e signori. È un piacere e un onore per me prendere la parola oggi
e svolgere la funzione che mi è stata affidata, cioè quella di tratteggiare la figura di Livio Paladin. Prima di cominciare mi dovete consentire una triplice premessa che cercherò di contenere nei tempi, che un po' mi riguarda, ma che forse serve a dare contezza, uno, del perché sono io qui a parlarvi, e due, del carico, che è al contempo un piacere, che avverto nel prendere la parola in questa aula dove ho fatto tantissime lezioni e centinaia, se non migliaia, di esami. Premessa numero 1. Mentre parlo sento pesante e avverto forte la presenza dei miei 3 maestri. Ho al mio orecchio sinistro, muto perché parlava poco, il professor Paladin, che fu uno dei 3. Al mio orecchio destro mormora continuamente mio padre, maestro del diritto amministrativo, che mi è stato maestro, ma non solo. Dietro, a mo' di aureola, mi controlla il professor Sergio Bartole, costituzionalista illustre dell'Università di Trieste e a cui l'Università Italiana deve o imputa, vedete voi, la mia entrata nei ruoli nel lontano 1991. Premessa 2. Ho avuto la fortuna, e temo di essere tra gli ultimi, di vivere l'Università delle grandi scuole. Il costituzionalista Vezio Crisafulli occupò la cattedra di Costituzionale a Trieste per molti più anni di quelli che si crede, da prima della Seconda Guerra Mondiale fino al 62, per poi passare a Padova e quindi rientrare a Roma, dove lui, genovese, come è nato a Genova Bartole, si era laureato nel 1932 e dove muore nell'86. Ebbene, allievi diretti del periodo triestino di Crisafulli sono sia Paladin che Bartole. Allieva del suo periodo padovano è Lorenza Carlassare. Allievi romani sono moltissimi che poi saranno giudici della Corte, quando non presidente. Ne cito qualcuno, ma gli allievi romani sono molti di più di quelli triestini e padovani. Da Modugno ad Atena, da Baldassare a Sorrentino, da Pace a Chiola. Io sono allievo diretto di Paladin e sono in cattedra a Udine. I miei amici Paolo Giangaspero e Giampaolo Dosso, che ringrazio di essere qui, sono allievi diretti di Bartole e sono in cattedra da Trieste. Il professor Dimitri Girotto, del pari allievo di Bartole, è qui a Udine, come lo è Alessia Cozzi, allieva di Bartole. I 3 ordinari di Costituzionale di Ferrara sono allievi diretti di Lorenza Carlassare. Per l'Irami tutti torniamo a Vezio Crisafulli. E potrei andare avanti con l'Irami, ma invece mi fermo per ragioni di tempo, ma desidero riportare ad unità le diversità che ci caratterizzano tutti, come persone diverse e come portatori di idee anche molto differenti, perché questo spiega la ragione della scuola e spiega la matrice unitaria di una scuola, che si riversa sul metodo, non sul necessariamente avere le stesse idee del maestro. E lo ha già ricordato lei, ma non posso dimenticare che la nostra direttrice, professoressa Elena D'Orlando, si laureò con Paladin, avendolo come relatore della tesi e come revisore di prime cure ai lei il sottoscritto, perché è incappata nel primo periodo del primo ricovero in ospedale del professor Paladin, poi però lo ritroverà come nella sua attività di dottoranda. Questa università, ahimè, non esiste più, se non altro perché mancano i denari per consentire a tutti i capaci e meritevoli di attendere, remunerati con poco se non con pochissimo, il momento sempre e comunque tardivo in cui si rende disponibile un posto per loro. Specialmente in materie come la nostra, che all'università economicamente non rendono niente, anche se devo dire della mia fortuna di essere a Udine, perché l'Ateneo del Friuli non fa mai mancare il suo appoggio al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Premessa 3 e ultima.
Sono in cattedra a Udine da 25 anni, che è un quarto di secolo. Quando sono arrivato a Udine mi hanno mostrato un palazzo e mi hanno detto: vedi, lì ci sarà la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche. E dopo un quarto di secolo è un motivo di orgoglio di aver ho resistito fino a vedere finalmente l'inaugurazione di quel palazzo. Ho ricambiato come si può fare e come hanno fatto moltissimi dei miei colleghi. Si ricoprono cariche e soprattutto si prestano servizi e consulenze da parte di un dipartimento come il nostro. Io, per esempio, ho 5 rettori che ho visto succedersi sul posto di apicale del nostro Ateneo in questi anni. Chiedono e ci si deve offrire e si deve dire di sì. Come? Sempre gratis et amore Dei, come mi hanno insegnato in posti diversi, con ragioni diverse e con modi di fare diversi, tutti i miei 3 maestri di cui parlavo prima. Oggi, ringraziando tutti i miei colleghi del Dipartimento che lo hanno votato all'unanimità, cerco di restituire a Paladin una parte di quello che mi ha dato accademicamente, che non è tutto quello che mi ha dato. Avevo cominciato con il riprendere in mano il suo manuale di diritto costituzionale, che dopo tanti anni di quiescenza ha visto, grazie anche all'aiuto del professor Girotto, una nuova luce, con la prefazione di chi? Ovviamente di Sergio Bartole. E non poteva che essere così, perché i costituzionalisti della Regione, e credo che in questo facciano un favore grandissimo a Paladin, hanno sempre dialogato tra di loro, sono amici e così certamente continueranno a fare in futuro. Livio Matteo, un'altra di quelle cose che non si sanno, come non si sa che Sandulli come secondo nome non si chiama Maria come tutti pensano, ma si chiama Mazzini, Aldo Mazzini Sandulli. Livio Matteo Paladin nasce a Trieste il 30 novembre del 1933 e muore a Padova dopo una lunga e dolorosa malattia affrontata e sopportata con stoicismo il 2 aprile del 2000 e quindi prima di compiere 67 anni. Ci penso spesso, anzi sempre più spesso, perché non mi manca poi molto per arrivarci. Egli riposa accanto a sua moglie Teodora, Dora, nella tomba della famiglia di lei nel bellissimo cimitero di Trieste. Nella sua città natale, però, alla fine, egli vive solo 32 anni. 12 li passa quasi stabilmente a Roma e il resto della sua vita lo passa a Padova. Da giovane abitava col padre, madre e fratello di molto maggiore Guido in via Schiaparelli 9, cioè alla base del Colle di San Vito e della Città Vecchia. È un quartiere oggi semicentrale, allora certamente non era così. I suoi genitori non erano giuliani, erano istriani. Il padre Giovanni era persona assai nota in città perché partigiano nelle formazioni di Giustizia e Libertà, nelle quali militò anche il figlio, fratello di Livio, Guido. Fu dirigente del Partito di Azione, lo rappresentò nel secondo e terzo CLN di Trieste, partecipò all'insurrezione che portò alla liberazione della città e pochi sanno che fece parte della delegazione inviata dalla Venezia Giulia a Parigi per le trattative che precedettero la conclusione del trattato di pace del 1947. Poi militò nel PSD e lo rappresentò in Consiglio Comunale negli anni 50 e poi muore rapidamente con un Livio ancora giovane. Il padre è autore di un lavoro molto importante sulla lotta clandestina a Trieste. Era preside di una scuola di avviamento professionale. La madre di Paladin si chiamava Rita Possa, che però a mio avviso è un'italianizzazione forzata dall'epoca, di un cognome austro-sud-tirolese che è Poser, e faceva la casalinga. Dopo la licenza liceale classica, conseguita al Petrarca, Paladin frequenta e si laurea in giurisprudenza a Trieste il 28 ottobre del 55, cioè prima di compiere i 22 anni, ma mettetevela via subito perché egli fa tutto, quasi un po' fastidiosamente, prima di tutti gli altri.
tesi in diritto costituzionale sulla potestà legislativa regionale. Siamo nel 1955, mancano 15 anni all'avvio delle regioni ordinarie. Ne mancano 8 allo Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia e il tesista, 8 anni dopo, è uno dei maggiori artefici della redazione dello Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia. 8 anni tra la tesi e il fare da regista allo Statuto. Paladin vuole, crea e chiede ai suoi colleghi di commissione uno statuto per una regione, che è una delle ragioni per la quale mi sono sentito di domandare ai miei colleghi di intitolare il nostro Dipartimento udinese alla figura di Paladin. Suo relatore il già citato Vezio Crisafulli, di cui fu assistente volontario, cioè gratis, dal 1 novembre 1955, 3 giorni dopo la laurea, al 1958. Nel 1959, a 26 anni, vince la libera docenza. Insieme a chi? Il suo livello è quello di Francesco Cossiga, meno di 30 anni dopo 8º Presidente della Repubblica, e Leopoldo Elia, altro grande maestro del diritto costituzionale, del quale Paladin avrà enorme stima per tutta la vita, cosa non facile per Paladin, e con il quale condividerà molta parte della sua vita, tanto da sedere in Corte Costituzionale con lui, tanto da essere successore di Elia nella presidenza della Corte Costituzionale. Commissione giudicante di quella libera docenza col giovane Paladin, Mortati, Virga e Sica, poveretto, meno noto di altri solo perché muore giovanissimo. In quell'occasione si usava far parlare la prefettura. A Trieste però scrive il commissario generale del governo per il territorio di Trieste e scrive queste righe su richiesta scritta del ministro della pubblica istruzione. Il nominato in oggetto, Livio Paladin, risulta di regolare condotta in genere e non ha precedenti penali, per fortuna. È persona seria, onesta, gode di ottima reputazione. Aveva 26 anni, ma resterà tale fino alla morte, persona seria, onesta, che godeva di ottima reputazione. Con il titolo in tasca, che abilitava l'insegnamento, Paladin diventa professore incaricato. Insegna dal 59 al 61 istituzioni di pubblico della facoltà di Magistero, dove io, stessa aula, stesso posto, stessa strada, insegnerò la stessa materia 35 anni dopo. E poi insegna diritto costituzionale a Trieste, da incaricato, perché nel frattempo Crisafulli viene chiamato a Padova. In 6 anni, passa da laureando a professore dell'insegnamento nel quale si è laureato. E nel 62 a 29 vince il concorso a cattedra. Lo faceva diventare professore straordinario allora, poi ci volevano 3 anni di prova, poi un altro concorsetto, poi si diventava finalmente cattedratici. Viene ternato insieme a Elia, se lo tira dietro tutta la vita, e a Mazziotti di Celso. Commissione, Esposito, Balladore Parieri, Crisafulli, Pierandrei, Sica. 2 suoi maestri, più uno che lo aveva appena fatto libero docente, se lo ritrovava davanti subito dopo. Si trattò di un concorso dall'esito prevedibile? Sicuramente sì, ma non per questo fu un concorso meno giusto. Altro che i finti sistemi fintamente garantisti di oggi, vincevano i più bravi, perché li sceglievano i più bravi, punto. E perché 2 suoi maestri? Perché nel frattempo, tra il 57 e il 62, Paladin è a Roma, assistente retribuito, incredibilmente retribuito, ma non di ruolo, dove incontra quello che lui considererà sempre il suo secondo maestro. Il suo secondo maestro, Carlo Esposito, un altro gigante del costituzionalismo italiano. E fu a Roma nel 61, a fine gennaio, data stranissima, buongiorno sindaco, nonché rettore, nella chiesa del Santissimo Nome di Maria, al Foro Traiano, che sposò la dottoressa Doretta Polli,
con la quale condividerà per tutta la vita un rapporto strettissimo e affettuosissimo, durato sempre. Dora si ammalò prima di Paladin e si ammalò gravemente. Gli sopravvive 3 anni e mezzo e si spegne a Roma nel 2003. Non ebbero figli. A Padova, chiamato a Roma Crisafulli e chiamato a Bologna la Pergola di cui parlava il ministro Nordio, si rende vacante la cattedra di Costituzionale. Siamo nel 68. Ma è una facoltà, direi, abbastanza importante sul piano nazionale. Ci siedono Guicciardi, Trabucchi, Carraro, Mor, Voci, Burdese, La Pergola, Opocher, Zuccalà e Molari. Che si fa? C'è uno a Trieste che dicono che sia bravo, ma è giovane, sì, però è bravo. Allora parte il più giovane degli ordinari di Padova, si fa il viaggio in treno perché si usava così. Si va a offrire il posto al giovane triestino che dice va bene, grazie. Allora Paladin lascia Trieste e si trasferisce definitivamente in quel di Padova. Dopo 3 anni, pur giovane, è preside e dopo altri 3 viene rinominato preside. Ed è in quel momento che lo coglie la nomina a giudice costituzionale, di nomina presidenziale di un democristiano di ferro. Paladin non lo fu mai. Io so che votò Partito Repubblicano tutta la vita perché tutta la vita restò aderente agli ideali di suo papà. E Leone lo nomina a sorpresa, a 43 anni, giudice della Corte. Perché? Perché gliel'aveva detto Crisafulli, che usciva dalla Corte. Leone gli dice, scusa Crisafulli, chi nomino? E lui dice, guarda che c'è uno bravo a Padova, ma è giovanissimo, sì è giovanissimo, però è il capo meglio. E un anno prima di finire il suo novennato in Corte, assurge alla 4ª cattedra dello Stato, diventando 12° presidente della Corte Costituzionale nel 1985, al termine di una riunione che non mi sento di definire sofferta, perché, comprese le entrate e le uscite dei giudici, durò 4 minuti. L'entrata, il voto, l'uscita, Paladin presidente. Lascia la Corte e, stranamente per i tempi, perché gli avevano offerto una cattedra alla Sapienza, sceglie di tornare a Padova, a riprendere l'insegnamento esattamente dove l'aveva mollato. Ma il 24 settembre di quell'anno viene nominato presidente della Commissione di Appello Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Era l'organo che giudicava in ultima istanza, in allora, le controversie della giustizia sportiva. E tutti si dissero, Paladin, in quel posto. Ma la spiegazione è semplice. Paladin era un grande appassionato di calcio e lo aveva praticato da giovane nelle file delle giovanili della Triestina. Posso dirvi che le uniche occasioni in cui interrompeva gli esami, dovunque si fosse giunti, era quando giocava la nazionale. Come faceva lui, diceva, per oggi è tutto, si alzava e se ne andava. E per oggi è tutto, lo sapevamo da prima perché bastava guardare il programma del gioco del calcio. Fu un appassionato di montagna, la praticò finché poté, come scalatore, altra cosa che uno che ha conosciuto Paladin non avrebbe mai detto. Sempre rigorosamente con la guida che un po' faticava a stargli dietro. Fu 2 volte ministro, ma qui non torno su cose già dette. Anche qui nomina Fanfani. Perché Fanfani? Perché Fanfani chiede a Leone, Leone gli dice usa lui. E Ciampi, perché Ciampi era un amico personale che di Paladin aveva una stima enorme. Presiedette 2 grandi commissioni volute da Cossiga, una sul comando e l'impegno delle forze armate e una, che varrebbe la pena riprendere, sulla disciplina e le funzioni del CSM. Anche qui volle accanto Bartole. Fu accademico dei Lincei, socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, cavaliere di Gran Croce all'Ordine del Merito della Repubblica, medaglia d'oro dei benemeriti della scuola. Potrei andare avanti perché l'elenco non finisce più, ma rischierei con l'annoiarvi. Fu perfino rotariano, cosa quasi imposta da mio padre all'amico Paladin, ma disse di sì. E disse di sì e ogni anno teneva una lezioncina al Rotary, parlava al Rotary, non diceva mai di no a nessuno di quelli che lo invitavano, perché gli piaceva trattare gli argomenti
del momento, mai per indirizzare, sempre per informare e tenere aggiornato il suo uditorio, che poteva essere di qualunque tipo. Aveva i suoi bigliettini quadrati che sfogliava così, e a casa tua c'era una libreria piena di questi interventi dove c'era tutto. Bastava mettere una mano, si toglieva fuori qualunque argomento del momento. Fu direttore delle regioni, direttore dei quaderni costituzionali, presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, come è ovvio. Fu, vi dicevo, il regista dello Statuto, ma non contento di averlo portato fino al varo, 4 anni dopo se lo autocommentò, per lasciare ai successori anche il modo con cui lo Statuto era venuto in essere. E di questo commento poi gli venne richiesta una seconda edizione e lui, che tendenzialmente si stufava, disse di sì solo perché era lo Statuto della sua regione. Manuale di diritto regionale, manuale di diritto costituzionale, commentario breve alla Costituzione. 2 sentenze vi segnalo della Corte. Una, 1976 78 sull'istituto del referendum abrogativo. Resta capitale a mio avviso. E poi restano capitali i suoi studi sul principio di uguaglianza, i suoi studi sulle fonti del diritto, il suo studio sulla storia costituzionale dell'Italia repubblicana incompiuto. Io ho il manoscritto del suo ultimo capitolo, lo stava scrivendo, non lo posso dare alle stampe, perché reca le tracce, anche visivamente, del male che lo stava uccidendo, ma reca anche le tracce di quanto inesorabilmente lui volle continuare a lavorare fino all'ultimo momento. Non tralascio gli articoli che però trovate in un bel volume curato dal suo amico Bartola e alcune voci tipo fascismo o Presidente della Repubblica nell'Enciclopedia del diritto che meritano accurata lettura. Queste opere che ho scelto di ricordare rapidamente offrono l'idea di un metodo di analisi che per me resta insuperato. Di Paladin non posso e non voglio distinguere l'attività dello studioso da quella del giudice costituzionale, perché l'una si fonda su quell'altra e l'una trova piena espressione nell'altra. È un uomo di cui i suoi allievi hanno riconosciuto la capacità di andare al punto della questione, per trovare la soluzione che potesse servire a risolvere la questione. E questa acutezza la si ritrova in alcuni scritti che parlano di Paladin come il più giovane giudice della Corte e che quindi parlava sempre per primo, subito dopo il relatore. Al più anziano si arrivava per ultimo. Ma quando Paladin aveva parlato, tutti gli altri tendenzialmente avevano pochetto da dire ed erano ben contenti che lui parlasse tra i primissimi. Indicava il nodo e la soluzione accoglibile, dando un inestimabile contributo alla capacità deliberativa della Corte. Questo lo dice Elia, non un collega qualunque giudice costituzionale. Vi leggo 3 righe della sua allieva numero 1, che è la professoressa Rosanna Tosi. Era un grande studioso, appassionatamente dedito al lavoro scientifico, divenuto negli ultimi tempi ragione stessa del suo faticoso vivere, uomo libero, severo con se stesso, comprensivo con gli altri. Come gli suggeriva un'intransigente etica civile e una laica tolleranza. Uomo sobrio ed essenziale. E lo era nelle relazioni con gli amici, con gli allievi, con i colleghi, nelle abitudini e nello stile di vita. Lo conferma il fatto che quando torna via da Roma, da ex presidente della Corte, Albò, a Padova, sceglie la stanza più piccola e più isolata, perché l'importante era essere lasciato in pace, più che figurare tra quelli che avevano la stanza gigante. Il suo essere uomo di poche parole, questo lo aggiungo io, era dovuto a timidezza, non certo a freddezza, come invece pensa qualcuno che lo ha conosciuto poco. Certo non amava perdersi in chiacchiere, per me restano mitici i suoi saluti. Bene, arrivederci, allungava la mano e con fermissima cortesia chiudeva le conversazioni che gli erano sembrate durate troppo lungo, cioè durate più di 3-4 minuti.
Chi vi parla di Paladin è stato allievo diretto, ma al di là delle eredità accademiche, che pure possono essere importanti, io mi auguro di averne onorato al meglio la memoria, facendo al massimo delle mie possibilità ciò cui lui ha tenuto senz'altro di più e che con l'Accademia non ha avuto niente a che fare. Mentre era vivo, come tanti altri, ho lavorato con lui, ma dopo la sua morte, depositario del suo testamento che ho io, unico soggetto lì nominato come esecutore testamentario, io ho lavorato per lui, assistendo a lungo, giorno per giorno, la moglie ammalata. Essere stato da lui scelto per il più umile, ma al tempo stesso il più caro, tra quelli che lui ha ritenuto i suoi doveri e al quale aveva atteso personalmente per anni, vale moltissimo come eredità del suo magistero non giuridico, ma che è forse il più alto. Il resto, tutto il resto, conta poco, se non niente. Vi ringrazio. Credo ne sarebbe fiero oggi a sentirti dire queste parole. Io ringrazio Ludovico Mazzaroli non solo per oggi, naturalmente, per tutto quello che fa. E quando qualcuno dice ma cosa fai tu per l'America, ecco, lui è uno che per l'America fa molto. Io ringrazio per aver tratteggiato, abbiamo detto, no? Tratteggiato, insomma, la persona, la personalità, il personaggio, per averci affidato una memoria che non è solo da salvaguardare, ma un'eredità, fa piacere, giuridica e non, da custodire con grande cura e attenzione. Con questa emozione finale chiudiamo questa cerimonia, questa parte della cerimonia. So che è stata un po' lunga, ma insomma ci piace non solo tagliare nastri, come diceva l'assessore. Ringrazio anche tutti i colleghi presenti, i nostri del Dipartimento di Giurisprudenza, vedo anche la professoressa D'Adezio. Vi invito però a fare pochi passi ancora, se avete voglia, perché tagliamo il nastro. Facciamo questo atto ufficiale, c'è anche il sindaco adesso che è arrivato e prenderemo una benedizione che ci fa sempre bene, vedo il Monsignor Genero già pronto, e se avete piacere, ecco, qualche battuta ulteriore ce la scambiamo con un breve piccolo rinfresco che abbiamo preparato per tutti voi e per tutti noi. Grazie.